Vi siete mai chiesti cosa succede quando un'intera regione, economicamente parlando, si ferma? Non di colpo, ma piano piano, in modo quasi impercettibile. Beh, questa è la fotografia, piuttosto diretta, che il rapporto AOSEI di Rilancia Friuli fa del Friuli Venezia Giulia. E oggi cercheremo di capire insieme perché siamo a questo punto e soprattutto quali sono le idee per ripartire. Ecco, pensate a questa immagine, è potentissima, un terremoto a rilascio lento. Non è una scossa improvvisa che butta giù tutto in un attimo, no, è qualcosa di molto più subdolo, un declino costante che si è accumulato un pezzetto alla volta, per più di 20 anni. Esatto. È un po' come quando ti guardi allo specchio tutti i giorni e non ti accorgi di invecchiare. Questa lentezza ha creato una sorta di falsa sicurezza, una percezione di stabilità, che però nascondeva una crisi profonda che nel frattempo stava erodendo le basi dell'economia e della società della regione. Ok, allora entriamo un po' più nel dettaglio. Cosa vuol dire concretamente economia in ibernazione? Beh, i dati che ci mostrano quanto sia grave questa stagnazione sono a dir poco preoccupanti. Guardate questo numero, sembra piccolissimo e in effetti lo è. Questo 0,7% riassume 20 anni di storia economica del Friuli Venezia Giulia. Tra il 2002 e il 2023 la crescita del prodotto interno lordo è stata praticamente zero. Il rapporto la chiama appunto una sostanziale ibernazione dell'economia. Ma è quando mettiamo questo dato a confronto con gli altri che la situazione diventa davvero chiara. Mentre la regione cresceva di questo misero 0,7%, l'Italia intera faceva un più 7,4% e il nord-est, cioè i nostri vicini, la nostra area di riferimento, loro volavano a più 12,3%. C'è un divario di competitività che è diventato enorme. L'analogia che usa il rapporto è forse un po' brutale, ma rende l'idea alla perfezione. Se regioni come il Veneto e l'Emilia-Romagna corrono come dei leprotti, il Friuli Venezia Giulia è rimasto indietro come una lumaca. Ecco, questo spiega bene la drammatica perdita di velocità e di competitività. Ma come sempre, dietro i numeri e le percentuali ci sono le persone, e l'impatto umano di questa stagnazione è profondo. Si parla infatti di una doppia crisi, da una parte quella del lavoro, dall'altra quella demografica. E le due, vedrete, sono strettamente legate. Sentiamo spesso sui giornali titoli tipo boom delle assunzioni, vero? Ecco, il rapporto ci dice di fare attenzione, perché la realtà è un'altra. Dietro a tanti contratti attivati si nasconde in realtà un boom del precariato, non una crescita di posti di lavoro veri, stabili e duraturi. E i dati parlano da soli. Guardate quelli del 2024. Solo il 13,5% dei nuovi contratti è a tempo indeterminato. Tutto il resto, cioè più dell'86%, è lavoro a termine, in somministrazione, intermittente, insomma, in una parola, precario. Quindi l'errore più grande che potremmo fare è pensare che a ogni nuovo contratto corrisponda una persona in più che ha un lavoro stabile. Non è così. Anzi, i dati dell'INPS ci dicono che anno dopo anno i posti di lavoro stabili in realtà diminuiscono. E questa precarietà del lavoro va a braccetto con una sfida che è forse ancora più grande, un vero e proprio tracollo demografico. Da una parte abbiamo una popolazione che invecchia a vista d'occhio e dall'altra una forza lavoro che si restringe sempre di più. Questo numero fa impressione. È il calo previsto della popolazione in età da lavoro, quella tra i 15 e i 64 anni, in un periodo che va dal 2002 al 2034. Parliamo di oltre 100.000 persone in meno da cui le nostre imprese possono pescare per trovare lavoratori. E dall'altra parte della medaglia, in netto contrasto, ecco l'aumento previsto per le persone con più di 64 anni. Capite? Meno persone che lavorano e pagano le tasse e molte più persone che hanno bisogno di sanità, di assistenza, di welfare. È una pressione che rischia di diventare insostenibile. Di fronte a questi dati, il rapporto ci mette davanti a un bivio, con una domanda volutamente provocatoria. La regione vuole morire per consunzione, cioè spegnersi lentamente, o deve allestire una saggia politica di accoglienza? Vedete, qui l'immigrazione non viene posta come una questione ideologica, ma come una pura necessità economica e demografica per la sopravvivenza. Tutta questa situazione ovviamente fa nascere una domanda. Ma la politica regionale sta puntando sui settori giusti per invertire la rotta? Stiamo scommettendo sui cavalli vincenti? Beh, a guardare i dati sembra di no. Facciamo un confronto semplice tra i due settori di cui si parla sempre, manifattura e turismo. L'industria manifatturiera pesa per quasi il 28% del PIL, il turismo solo per il 4%. L'export è quasi tutto industriale, ma la differenza più clamorosa è negli stipendi. Chi lavora nell'industria guadagna in media quasi 3 volte tanto chi lavora nel turismo.
Ed è qui che emerge una contraddizione pazzesca. Anche se l'industria è chiaramente il motore dell'economia regionale, la politica si è concentrata tantissimo sul turismo, un settore dove a livello nazionale il Friuli Venezia Giulia è un attore molto piccolo. E nel frattempo una vera strategia per l'industria, la famosa Agenda Manifattura 2030, è rimasta per ora solo un'idea sulla carta. Ok, abbiamo capito la diagnosi, terremoto a rilascio lento, ma qual è la cura? Per fortuna il rapporto non si ferma alla critica, ma fa una proposta concreta, ambiziosa, per provare a ripartire. La proposta è questa, un grande investimento strategico da 500 milioni di euro. Attenzione, non soldi a pioggia o bonus, ma un intervento strutturale pensato per colpire le cause profonde e collegate tra loro della crisi: la demografia, il lavoro, l'industria e il welfare. Questo piano si basa su 5 pilastri che devono funzionare insieme: una politica industriale seria, una gestione dell'immigrazione per trovare manodopera, un welfare più forte per gli anziani, più opportunità per non far scappare i nostri giovani e infine un sostegno ai piccoli comuni. Un intervento a 360 gradi, perché i problemi sono tutti collegati. E così arriviamo alla fine, con la domanda che resta sospesa. Il Friuli Venezia Giulia si trova davvero a un bivio. Può continuare a galleggiare, a gestire l'esistente mentre piano piano la situazione peggiora, oppure può fare una scelta coraggiosa, decisa, la scelta di ripartire. La diagnosi è chiara, la cura è stata proposta. Ora, come sempre, serve la volontà di agire.